Milano storica, Milano moderna. Una visione dall'alto che comprende edifici di ieri e di oggi. Dall'osservatorio astronomico al Castello Sforzesco, al Palazzo della Regione, alla Madonnina. Strutture di rilievo della grande città longobarda. La città viveva tra i suoi navigli che, come una ramificazione argentea in movimento, sembravano difendere, come in un abbraccio, i vecchi edifici. Brera, nella Braida del Guercio, era vicina ai navigli, lontana dal centro. Nel XIII secolo ospitava la casa degli Umiliati, potente ordine religioso che si occupava del commercio della lana. Nel XIV secolo si arricchì della chiesa di Santa Maria. Il colore del cotto, la bellezza delle sue decorazioni pittoriche, opera di Giusto Menabuoi, allievo di Giotto, sono ridotte ormai a lacerti, come lacerti sono le architetture originarie. La distruzione si verificò con la creazione dei saloni napoleonici avvenuta nel 1809 ad opera dell'architetto Piero Gilardoni. Ora è un settore dell'Accademia di Belle Arti. Calchi in gesso, modelli di statue antiche si vedono lungo il corridoio. Fanno parte della raccolta che Giuseppe Bossi, segretario dell'Accademia del 1801, raccolse per lo studio del nudo e per un amore verso l'archeologia già esistente in quel tempo presso altri musei europei. Brera, dopo Casa degli Umiliati, divenne collegio gesuitico nel XVI secolo con il compito di fare cultura d'élite. L'architetto Richini fu incaricato nel 1591 di eseguire progetto e costruzione. I lavori proseguiranno dopo la peste del 1630, sino al Settecento inoltrato con l'architetto Pier Marini. Ancora tra Rinascimento e Barocco è l'arioso cortile, l'elegante loggiato, lo scalone a doppia rampa. Napoleone, opera di Antonio Canova, è al centro del cortile. Una copia, ora all'Accademia, doveva occupare un posto di rilievo nei saloni da lui creati nella Pinacoteca. Maria Teresa d'Austria scaccia i gesuiti nel 1773 ed inserisce una cultura laica con l'Accademia di Belle Arti, la Biblioteca Braidense, l'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti.
Dalla torre principale dell'osservatorio astronomico che i gesuiti avevano installato dal 1760, con la cupola a tamburo di rame e di schiaparelli, la visione si dilata su tutto il quartiere di Brera. Le torri del palazzo, l'orto botanico, già coltivato con piante officinali dai gesuiti nel XVII secolo. Si crea un museo con strumenti vari. Dal telescopio Merz al circolo moltiplicatore di Reichenbach, al telescopio di Megele. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale colpiscono Brera. Dalle sale napoleoniche affiorano resti delle navate trecentesche di Santa Maria di Brera. Queste sale furono fatte costruire da Napoleone e inaugurate nel 1809, il 15 agosto, giorno del genetliaco dell'imperatore. Arrivano quadri dalle soppressioni teresiane e soprattutto francesi. Nel 1882 la Pinacoteca si stacca dall'Accademia e diviene statale. Lavori, trasformazioni si hanno con Corrado Ricci nel 1898, con Ettore Modigliani tra il 1920 e il 1925. All'architetto Portaluppi viene affidata tra il 1946 ed il 1950 la ristrutturazione della Pinacoteca con lucernari, velari nuovi e pavimenti in marmi antichi dell'opificio delle pietre dure di Firenze. Veneti e Lombardi del Cinquecento sono nelle sale ottocentesche e passano gradualmente davanti agli occhi del visitatore attraversando i 4 saloni napoleonici. La Cena di Emmaus del Caravaggio, dono degli amici di Brera nel 1939, fu eseguita verso il 1606. La scena si coagula attorno al gesto del Cristo. Il Cristo morto del Mantegna è una tempera povera, quasi un monocromo. Il capolavoro si incentra nell'ardito scorcio della figura centrale del Redentore uomo. La Pietà del Bellini, entrata nel 1811 a Brera, è un altro e diverso momento di alta sintesi tra uomo e divino. La cappella di San Giuseppe della chiesa di Santa Maria della Pace venne ricostruita in pinacoteca con gli affreschi di Bernardino Luini, discepolo di Leonardo. È espressione importante della pittura milanese del XVI secolo. Il San Gerolamo di Tiziano non è più collocato nei vecchi magazzini, ma sistemato in deposito visibile della stessa pinacoteca. Gli uomini illustri di Bramante e di casa Panigarola, restaurati una decina di anni fa, sono un connubio di architettura, pittura e scultura. Il Cristo alla colonna, sempre di Bramante, ci introduce nelle sale Albini, un corridoio a pettine realizzato dall'architetto Franco Albini negli anni della ristrutturazione di Brera, 1946-1950.
La grande pala sforzesca emerge quale documento storico e pittorico di un rinascimento lombardo ai primordi. Vittorio Gregotti crea nel 1983 la Sala Raffaello, un'architettura reale, chiara, lineare, di oggi, in collegamento con quella bramantesca dello Sposalizio della Vergine di Raffaello e con quella rinascimentale della pittura Urbinate di Piero della Francesca. Una prospettiva, in entrambe le opere, equilibrata e rapportata alle figure. Le mani di Federico da Montefeltro e le mani congiunte di Giuseppe e Maria evidenziano sentimenti ed espressioni di uomini propri alla cultura umanistica di quel tempo. La scultura del Bevitore del Martini ci introduce alle sale create da Ignazio Gardella nel 1982 per le collezioni Jesi e Juker. Si tratta di un gruppo di importanti opere del primo Novecento italiano. Il Mobile di Calder sovrasta le opere moderne sistemate provvisoriamente nel lungo corridoio della prima sala, in attesa della realizzazione della grande Brera. Una porta da Brera offre la visione della sala di Maria Teresa nella biblioteca braidense. Si entra nelle sale di lettura, dove migliaia di studiosi e studenti sono passati dal Settecento ai giorni nostri. Molti i libri preziosi per illustrazioni o quali documenti di un passato. Il libro di scienze naturali sulle rane, uno fra i primi lasciti alla biblioteca. Un manoscritto di Alessandro Manzoni. L'Accademia di Belle Arti vive nelle sue aule e cerca nuovi spazi per insegnare le molte discipline. Scenografia, scultura, pittura. Luoghi di nuove creazioni, di nuove idee.
la fucina della cultura del domani. Un respiro romantico nella realtà di oggi. Ogni spazio viene fruito, da quello più antico a quello rimodernato. Nell'Accademia è un fermento continuo di attività e di iniziative. Nelle serre vi è l'Aula della Grafica. L'orto botanico, nato coi Gesuiti, collega Brera a Palazzo Citterio, acquistato dallo Stato nel 1972 per dare alla Pinacoteca milanese nuovi spazi espositivi e nuovi settori di fruizione. Sono visioni di collegamento ideale che diverranno reali nel tempo. Palazzo Citterio nasce come abitazione privata, si trasforma come tale nel tempo e si ristruttura oggi come sede di museo, biblioteca, fototeca, catalogo e dal primo piano, il piano nobile, è il luogo destinato alle donazioni di collezioni private. Grandi sale sotterranee saranno le future sale per mostre temporanee, per depositi dei quadri di Brera. Una fonte futura, inesauribile, di iniziative collegate al territorio, alla cultura nazionale ed internazionale. Dall'ultimo piano, con le coperture a shed, si vede il cielo. Si lavorerà per il restauro in un laboratorio tecnologicamente preparato.
È la Brera del domani, che si ricongiunge alla Brera storica col suo loggiato, il suo cortile, le sue statue. Colore, forme, cielo, natura e cultura in un quartiere che è il cuore di Milano, il quartiere di Brera.